Sequestrati oltre 7 milioni di prodotti tra mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale FFP2 e saturimetri non sicuri per la salute, accompagnati da certificati non validi in Europa o falsificati. Un arsenale pari a 8 tir di merce ritirata dal mercato. L'intervento dei finanzieri del Comando Provinciale di Padova ha permesso di scoprire un'illecita joint venture tra due imprese, una società e una ditta individuale gestite da cittadini cinesi operanti nella zona industriale di Padova. Usavano una base logistica comune dove stoccare milioni di beni prodotti in Cina, sdoganati in altri stati dell'Unione Europea tramite una società tedesca e una spagnola che li trasferivano alle imprese italiane. Il legale rappresentante della prima società con sede a Padova è stato denunciato alla Procura della Repubblica per frode in commercio e vendita di prodotti contraffatti. Il titolare della seconda, ditta individuale con sede a Treviso, riconducibile allo stesso centro di smistamento, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per aver fornito in etichetta indicazioni fuorvianti. Nel mirino delle fiamme gialle è finita anche una società di Codevigo dove sono state sequestrate 215.000 mascherine pubblicizzate come pediatriche, ma in realtà realizzate per essere utilizzate dagli adulti.